Eccoci qua mister, un 5-0 un po' pesante, però una giornata molto calda e forse qualcuno ha sentito la stanchezza, però penso abbiate poco da rimproverarvi perché avete dato, penso il massimo, almeno così è stata l'impressione. L'impressione, commentare un 5-0 è sempre difficile, però mi viene da dire che comunque siamo davanti a due realtà molto diverse. Il Portogallo è stato costruito per chiaramente essere protagonista ed è sicuramente un pretendente per la vittoria finale. Invece noi siamo una squadra che siamo ben promossa e abbiamo tutto da imparare. È chiaro che l'inizio contro il Portogallo si sapeva già che non alle difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta. La cosa che mi dispiace è che abbiamo preso qualche gol un po' così, un po' stupido, diciamo. Anche il primo gol che ha sbloccato la partita è stata un po' una sciocchezza. Noi queste partite qua servono per crescere, tutte le partite, la maggior ragione del 5-0, sappiamo che abbiamo dei limiti, sappiamo queste partite qua evidenziano ancora di più e lì dobbiamo andare. La cosa che secondo me comunque commentare un 5-0, ripeto, è quello difficile, secondo me comunque non abbiamo sfigurato, abbiamo giocato la palla, abbiamo tentato con i nostri limiti, con i nostri pregi, difetti, oggi tanti difetti chiaramente, ma avevamo una signora squadra di fronte. Sì, lei ha fatto un'analisi che si può condividere appieno, c'è stata qualche ingenuità della sua squadra, però diciamo che inizio il campionato si paga anche sempre un po' lo scotto del salto di categoria, poi forse anche l'emozione, il campo è un campo insomma, che ha un po' di tradizione alle spalle, magari incute un po' di timore, no? Oddio, non so se tutte queste componenti alla fine hanno influenzato chi più chi meno, può anche esserci questa componente, però adesso mi fermo un attimo su quello che abbiamo dimostrato, ripeto, abbiamo avuto anche qualche occasione per mettere in difficoltà e abbiamo messi, nel senso abbiamo avuto qualche chiara occasione ma non venuta per caso, con palla a terra abbiamo tentato di costruire, ripeto, abbiamo trovato un Portogallo che non è al nostro livello, noi non siamo a livello Portogallo, non devi nasconderci, sapevamo che oggi, come ho detto prima, c'erano delle difficoltà. Ripeto, mi dispiace solo perché questo 5-0 è un po' pesante, insomma, un po' per gli andamenti. Non perché il Portogallo non abbia meritato, Allora, mister, in conclusione di questa intervista, anche per tirare su il morale ai suoi ragazzi, cosa vogliamo dire? Come si sente di chiudere? Ma le cose che devo dire ai miei ragazzi sono molto semplici. Oggi abbiamo imparato tante cose, nel senso è un percorso, oggi abbiamo iniziato un percorso, che è un percorso di conoscenza della categoria. È un percorso dove dobbiamo renderci conto dove sono i limiti, dove dobbiamo lavorare. Oggi diciamo che i nostri problemi sono venuti a galla. Chiaramente il gran merito va del Portogallo, ripeto, non abbiamo sfigurato, è il risultato che è pesante. Ripartiamo, massima unità, lavoro e tranquillità. Non certo ci battiamo la prima partita del campionato, assolutamente no. Bene, grazie mister.